Siamo diretti verso lo stradone, l'incrocio dello stradone di Catania, per farvi vedere una sorpresa, che mi è arrivata una soffiata. Nel frattempo ora facciamo un saluto a Emilio, sempre se è ancora vivo. Oh Emi, ancora vivo sì, vero? Come sta? Un telefono ce l'hai, no? Un fare minchiate. Io ora ripasso, sto andando allo stradone di Catania che praticamente, quando guarda il rail, pensa che da notte che l'ape ci va giù con un sterro, proprio nell'incrocio, pazzesco. Oh, ti saluto di nuovo, chi ti posso salutare? Tu però, non è che, perché sennò non è fanculizzare il mondo, cioè non lo devi fanculizzare il mondo, lo devi cambiare, capito? Non ti fare morire, va, che isso ti voglio dire. Ciao caro, buon caldo, che vi posso dire? Ciao Emi. Va bene, ora andiamo dove già avevo spiegato a Emilio. Giro la telecamera così vi godete la strada, già la conoscete. In data 4 giugno 2013, alle ore 6, si verificava uno sversamento di idrocarburi dallo scarico del canale Acqua-Mare sul fiume Gela. Il personale d'impianto informava il consegnatario di turno, il quale, oltre ad avvertire tempestivamente la Capitaneria di Porto, attivava tutte le azioni necessarie a circoscrivere l'evento, attraverso il posizionamento di panne assorbenti e l'intervento di unità di autospurgo lungo il canale interno alla raffineria, in prossimità dello scarico, e al posizionamento di panne sulla foce del fiume Gela. Contestualmente, il personale dell'impianto provvedeva al controllo delle possibili apparecchiature interessate. I successivi controlli evidenziavano una perdita sullo scambiatore E24 deputato al raffreddamento degli scarichi degli esodi, risalatori separatori dell'acqua, e si procedeva cautelativamente all'immediata fermata dell'impianto. A seguito delle operazioni poste in essere, lo scarico interessato, già alle ore 7:30 circa, presentava nuovamente normali caratteristiche di trasparenza. Guardate, ora facciamo la ravvicinata, Vedete? Siamo ai limiti del pazzesco. Ai limiti veramente del pazzesco. Cioè su una statale, cioè è una cosa assurda. Su una statale venire a sversare sterro. Su una statale, signori. Vedete? Cioè su una statale venire a scaricare sterro. Sterro proprio. È una lape sterro. Come potete vedere nell'incrocio pure c'è una telecamera di videosorveglianza. Eccola lì, lì c'è la telecamera, non so se la sto puntando bene. Ora, a parte la mondezza generica, bottiglie, sacchetti, eccetera, ma pannoline, preservative, tutto cose. Cioè, guarda, qua è all'assurdaggine. Cioè, proprio a Calapa vinnono. È come, vedete, uno qua e uno là. Eccoli qua. Sterro è proprio a Calapa, signori. E lì c'è la telecamera. La vedete? Eccola lì, lì c'è la telecamera, non so se la sto puntando bene. E ora stacchiamo un attimo, perché entriamo in spiaggia da dove è avvenuto lo sversamento del fiume Anici.
e proseguiamo fino al pontile, vediamo se troviamo qualche cosa, ammesso che si possa passare col bagnasciuga sulla bici, cioè con la bici sul bagnasciuga. Ecco, non so se notate queste cose, guardate, vediamo se riesco, queste cose qua, questa è plastica, tutta materia prima di plastica, proveniente chissà da dove. Io pure questi, quando ero piccolo, ero convinto che fossero delle cose che si cerneva il mare, invece sono dovuti a perdite di materia prima, che poi manco dice così tarso, Da una stima preliminare, il quantitativo di idrocarburi confluito nel canale veniva calcolato nell'ordine di poco più di 1 metro cubo. Lo scarico anomalo era costituito da un miscela d'acqua con mix di gresi, quindi il quantitativo di idrocarburi è stato calcolato nell'ordine di circa 1 metro cubo. Bene, ci troviamo sul bagnasciuga, direi di ritornare direttamente indietro, guardate qua già, questa è catrame, catramissima di quella pura, qua questa è tutta catramissima, guardate, gommosa, mischiata non so a cosa, c'è un assorbente, un qualcosa, pieno, questo, vedete? Qua guardate che bel grosso questo pezzo, questo puro catrame mischiato a un qualcosa di straccioso, non so cosa sia. Catrame signore, catrame, si vede? Guardate qua, non so se lo sto puntando, che un'alga piena di catrame, un'alga, e siamo a giorno, non lo so, mi pare 20, aspetta che guardo, questi qua, li vedete? Questi, catrame. Catramissimo, stranissimo. Poi vabbè, ci sono gli scogli pieni. Ieri i dirigenti dell'ENI al comune hanno detto che già non so quale il 7° giorno e Dio creò la terra, cioè già era tutto bonificato. Non lo so se era il 7° giorno, non lo so che dire. Comunque, vediamo se riesco a sciacquarlo. Comunque un buon metodo salutare per togliersi dal catrame la sabbia, solo che il problema è che la sabbia stessa è impregnata di... quindi non ha congiurato un cazzo, capisci voi? La raffineria inoltre provvedeva ad attivare il piano di emergenza ambientale e ad effettuare tutte le comunicazioni agli enti esterni in ossequio alla normativa vigente. Le operazioni di recupero si sono susseguite nell'arco di tutta la giornata del 4 giugno, sia in prossimità del fiume Gela e della battigia del Chiesa antistante, sia lungo il corso interno del suddetto problema. Per quanto riguarda la situazione del fiume Gela, nonché le aree adiacenti interessate, si evidenzia che le attività di bonifica succedutesi senza soluzione di continuità H24 hanno consentito una rapida soluzione delle conseguenze derivanti dall'evento. Pur in presenza di un evento circoscritto, al fine di velocizzare le operazioni di bonifica, l'impegno della raffineria di Gela, di concerto con gli organi preposti, è stato rilevante con l'impiego di uomini e mezzi terrestri e navali, questi ultimi a scopo puramente precauzionale. Infatti, già in data 6 giugno, quindi 2 giorni dopo l'evento, presso la Presidenza della Regione Siciliana, nell'ambito di incontro convocato per discuterne, alla presenza delle autorità e degli organi competenti, il Presidente della Regione e l'assessore esprimevano apprezzamento per la celerità degli interventi posti in essere per la risoluzione del problema. In data 7 giugno, il prefetto di Caltanissetta, dinanzi all'autorità competente per l'ordine e la sicurezza pubblica e ai rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze sociali, affermava che erano state adottate tutte le misure idonee al superamento della fase emergenziale. Questo è catrame. Catrame, non me lo fate schiacciare. Catrame. E siamo questo, qua c'è questo, questi tutti catrame, tutti i pezzettini di catrame sono, tutti questi neri che vedete, questi, tutte queste macchioline nere, è tutto catrame,
e siamo a giorno che ancora non l'ho guardato, però ve lo faccio vedere su. Guardate, c'è pure una minchia di mare morta. Non ci passo perché proprio qua c'è un'altra due minchie di mare morte. Sembrano minchie di mare almeno. Come si chiamano? Vedete quella nera là? Questa è sicuro. Non si sa se è morta di vecchiaia o di catrame. Non si sa. Va bene, proseguiamo. Ancora qua tutto. Ah, vedeteci macchie qua. Questo è tutto catrame. È marroncino perché è mischiata con la terra. Ma è catrame. Sicuramente avrò pure la ruota piena. Vabbè, tanto la bicicletta la bicicletta è geneticamente non può prendere malattie relative a idrocarburi, anzi gli fanno pure bene perché la catena ha bisogno di olio, anche di catrame volendo. Potrei utilizzarlo se alle volte mi si ingrippa la catena, vengo qui e gli do una spalmata di catrame. Vediamo cos'è questo, aspetta. No, aspetta, che sennò poi dicono il plagio, le cose. Vediamo cos'è. Ah, un'altra minghietta di mare sembra. C'è del catrame, però non si capisce se è una minghietta di mare, perché c'è una conchiglia. Comunque, diciamo che non l'abbiamo vista sta cosa. E qua è... minchia, qua proprio tutto sminuzzato è il catrame. Vedete le palline? Proprio tutto unico unico. Penso che c'hai i scarpicchini. Qua il mare sembra... guardate che stupendezza, le alghe, le cose. Mannaggia, come sarebbe bello. Come sarebbe bello. Come potete vedere si può intravedere pure un copertone qua. Cioè, ma quel giorno lì è uscito di tutto da quello sversamento, mannaggia. È uscito di tutto, plastiche di serre. Mamma mia, che sversamento tremendo che ha avuto l'Eni. Qua ci vengono a male le persone, Però c'è addirittura cosa cogli pateggi. Vabbè. Patelle senza piombo, chissà. E ora qua già siamo in mezzo al turismo perfetto. La zona clou di Gela. Catrame ce n'è, signore. Catrame ne avete trovato? No. No? Ho capito. Grazie. No, non ne hanno trovato. Mannaggia. Certo che ci vuole l'occhio fino per individuarlo. Occhio fino e potenza di gambe. In data 10 giugno, il sindaco e responsabile dell'ufficio di igiene dell'ASP 2 di Caltanissette, sulla base delle analisi chimico-fisiche effettuate dall'ARPA su campioni di acqua marina e sabbia, prelevati in più punti del litorale, dichiarava il pieno rispetto dei parametri di variabilità e fluidità della spiaggia. In data 11 giugno, infine, Raffineria di Gela comunicava alla Capitaneria di Porto e al Sindaco l'ultimazione di tutte le attività di bonifica relative all'evento del Catrame, Catrame, signore. Catrame. Si vede? Si vede, no? E poi dice un gennero. Catrame. Allora tira, correggiamo, dai. Aspettare il blu. Catrame. Catrame mischiato a quella specie di spugna che dicevamo. Si vede, no? Il lucido. E siamo qui, proprio a Capitaneria di Porto, Pondile, in pieno centro storico del mare. Bene, rientriamo in strada.
Abbiamo fatto il nostro giro di perlustrazione, che ancora non ho capito che giorno siamo oggi, però dovremmo essere 20, mi pare. Spiegata lì, così non lo vamo pensare, perché è giusto che i cittadini sappiano che giorno è oggi. Ah, mercoledì 19 giugno. Mercoledì 19 giugno.